Buongiorno a tutti e benvenuti a questo momento importante per la Regione Veneto. È un onore per noi oggi ricevere appunto questo riconoscimento da parte delle associazioni Venezia, Istria e Dalmazia che rappresentano la diaspora degli esuli del dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché l'associazione con noi ha sempre avuto un rapporto di collaborazione continuativo. Ricordo anche i momenti in cui nel giorno del ricordo, il 10 di febbraio, più o meno, facciamo sempre appunto delle iniziative per onorare una legge nazionale che è di assoluta valenza. È importante, permettetemi, come Regione Veneto, anche il ricordo di Norma Cossetto. È una cosa che, come ci ricordiamo come Regione Veneto, abbiamo anche contribuito per la nostra parte al film Istria Rossa, e che è diventato, penso, uno dei capisaldi della cinematografia italiana, proprio per ricordare i momenti bruttissimi appunto vissuti dalle popolazioni istriane, giuliane e dalmate nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi veramente per la Regione Veneto è un momento per noi importante. Io mi auguro che questo premio sia uno dei tasselli che mettiamo nella nostra collaborazione, che appunto ha visto anni di lavoro fatto assieme, ma che mi auguro vedrà ulteriore attività e ulteriore anche produzione di materiale per il prossimo periodo. Io mi taccio, passo la parola al Presidente Codarin, che appunto ci motiverà la giornata di oggi. Grazie Presidente, grazie a voi tutti. Per l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia è un onore dare questo riconoscimento alla Regione Veneto, perché non possiamo dimenticare quello che ha fatto il Veneto per gli esuli che passavano e si sono poi fermati in questa terra veneta, fortunata, perché è diventata una terra anche economicamente fortunata, anche con la laboriosità della nostra gente. Qui la nostra gente ha trovato un posto accogliente dove si parlava e si parla un dialetto per noi assolutamente familiare. Quindi questa è la prima cosa che ci fa ringraziare sempre questa regione. La Regione Veneto ha in anni precedenti, anche al giorno del ricordo, sempre lavorato in sintonia con noi e con le comunità degli italiani rimasti in Istria, Fiume e Dalmazia, per mantenere quella cultura, quella storia, quel mare Adriatico che non doveva dividere ma unire, che secondo me e secondo noi è stato uno dei motivi per cui, disgregata la Jugoslavia, paesi come la Slovenia ma soprattutto la Croazia sono entrati nell'Unione Europea, senza più le diffidenze che potevano esserci nel passato. Voi, Regione Veneto, ci avete anche dato a noi delle associazioni degli esuli di tutta Italia, anche ci avete indicato la strada della collaborazione con le nostre comunità rimaste. Nel dopoguerra diffidenze forti c'erano, ma poi quando anche loro hanno cominciato a difendere la loro storia e il ricordo delle comuni radici, a quel punto è diventato normale per noi collaborare con loro, e trovando un'istituzione importante come la Regione Veneto ad aiutarci in questo, per noi è stato importante, e lo è anche stato per la Croazia, che adesso fra poco entra anche in Schengen e che permette a noi di fare delle attività culturali che mai prima avremmo pensato di fare. Abbiamo fatto ultimamente per Dante, arriveremo abbastanza presto anche per la Norma Cossetto a sistemare la foiba dove fu gettata, perché ormai non ci sono queste preclusioni. I nostri Presidenti della Repubblica in questo sono stati anche molto illuminati in questo. Ecco, quindi il nostro ringraziamento è per quello che avete fatto, ma anche per la strada che ci avete indicato. E poi noi esuli ci sentiamo tutti, il dialetto, come già abbiamo detto in altre occasioni, che è molto simile, e fra di noi è stata una delle cose che ci ha unito. Cioè, quando gli esuli si sono sparsi nel mondo, in Italia, tramite il dialetto siamo rimasti comunità, e in questo voi siete
assolutamente i nostri maestri, assolutamente. Quindi la ringrazio Presidente Zaia, ringrazio Presidente Ciambetti e ringrazio tutta la Regione Veneto per questo. E per questo posso dare adesso una targa. Noi abbiamo dedicato a Norma Cossetto quest'anno il premio perché ai 100 anni della nascita della Norma Cossetto, che si è laureata poi a Padova, seppur dopo la morte. Questa è la targa. Grazie. Grazie mille. Ve la leggo, le motivazioni sono un po' più lunghe, ma nella targa abbiamo riassunte. Fin dai tempi della Serenissima, la Regione Veneto proiettata verso gli italiani dell'Adriatico orientale, a migliaia dei quali ha fornito accoglienza dopo l'esodo. Grazie Regione. Grazie a voi. Approfitto anche per dare al Presidente Ciambetti il crest della nostra associazione, che Mario se lo... Grazie, troverà sicuramente spazio. Come dopo vi darò 2 cofanetti su Alida Valli, che come sapete è una polesana, c'è un cofanetto con un bel libro. Grazie. Che ultimamente al Lido di Venezia è stato inaugurato un parchetto proprio vicino ad Alida Valli, una grande polesana, una grande italiana, anche lei nei 100 anni dalla nascita. Grazie Presidente Codarin, e io ringrazio lei, ringrazio anche tutti i presenti dell'associazione. Volevo semplicemente dire che noi ci siamo, grazie per il premio, però il minimo che potevamo fare e possiamo fare. Noi abbiamo da un lato presente la tragedia che voi e le vostre famiglie hanno vissuto, perché il termine esuli ormai si usa solo per altre parti del mondo, ma qui ricordiamoci che c'è una parte di cittadini che veramente hanno dovuto lasciare tutto e scappare velocemente, quelli che sono riusciti a arrivare vivi nelle nostre terre. La nostra terra dell'ospitalità, questo è poco ma sicuro, ci lega la storia, ci lega il sangue, e Codarin non penso che sia da tanto distante da qua. Da dove sei? Noi eravamo della Bassa Friulana, che era la Friulana Veneta, la Friuli Veneto, dove si parlava il Veneto della Bassa. E quindi ne accomunano la storia, la tradizione, l'identità e anche la lingua. Se io penso che ancora oggi noi andiamo in Croazia, o meglio nelle zone dell'Istria, e si parla l'istriano, che non è altro che il Veneto. Questo dimostra quanto radicata sia quella comunità, no? E noi abbiamo alcuni obiettivi. Quello intanto di non dimenticare, prima roba, perché comunque quello che hanno subito i veneti e comunque tutti gli esuli è una roba infame. 2, fare in modo che i nostri ragazzi conoscano la storia. 3, fare in modo che in quei territori non si perda la storia. E questo giustifica i nostri investimenti che stiamo facendo. Noi ci siamo presi la briga di andare a restaurare i leoni in giro per l'Istria, ci siamo presi la briga di campanili, qualche centro culturale, perché la sentiamo ancora come una terra molto vicina e loro si sentono sempre più vicini a noi. E dice bene il Presidente Codarin, nel momento in cui finalmente entreranno in Schengen, cambierà il mondo nei nostri rapporti, perché ancora sta frontiera con la Croazia è comunque un elemento di separazione, sapendo che poi vai in terre che parlano la tua stessa lingua poi alla fine, no? E quindi penso che questo sia fondamentale. La vicenda di Norma Cossetto, è inutile che stia qui anch'io a ricordarla, laureata postuma, post mortem purtroppo all'Università di Padova, ha vissuto una tragedia che è unica. Mi fa piacere aver sentito dire che c'è la volontà di restaurare, di recuperare il sito, e la Regione su questa roba c'è. Quindi diteci, anche noi facciamo la nostra parte, anche questa è memoria, ma che serve non per ricordare, ma serve ai giovani per capire quanto feroce possa diventare l'uomo, no? L'essere umano. Io sono onorato di questo premio alla Regione, o meglio questo riconoscimento alla Regione Veneto, e che sarà incentivo per noi per fare ancora di più. Grazie. Grazie Presidente. E buona giornata a tutti.